Buonasera, buonasera a tutti, a chi ci segue in presenza, chi ci segue da casa, chi ci guarderà nel futuro. È un piacere essere qui, è un piacere avere questo culto giovani, questo momento di lode, di adorazione, questo momento di studio della parola. Come abbiamo visto le scorse volte, abbiamo iniziato a seguire questo libro chiamato Controcultura e oggi parleremo di un tema molto delicato. E per parlare di questo tema voglio citare l'Istat. L'Istat, che è il centro che fa le statistiche in Italia, nella nostra nazione. E parlando del tema di questa sera, parlando della povertà, l'Istat scrive che nel 2021 erano in condizione di povertà assoluta 1,9 milioni di famiglie. 1,9 milioni, 5,6 milioni di individui sono in povertà assoluta in Italia. Che cos'è la povertà assoluta? La povertà assoluta è avere così scarsa possibilità finanziaria da non potersi permettere le cose necessarie per vivere. Cibo, acqua, riparo, vestiti, medicine. Ci sono posti in giro per il mondo in cui non c'è acqua potabile, in cui non c'è cibo, non c'è da vestirsi, ma senza andare dall'altra parte del mondo, anche qui in Italia abbiamo una moltitudine di realtà, di famiglie, di persone che soffrono per la povertà. E noi sappiamo molto bene che il nostro Dio, il Signore, è sempre attento agli ultimi. Dio ha un occhio particolare, un occhio di riguardo per le persone che gli esseri umani ignorano, per le persone che tutti schivano, che tutti evitano, che nessuno considera. Quelle persone sono al centro della visione di Dio. E noi vediamo nella Bibbia, apriamo le nostre Bibbie, in Proverbi 28. Proverbi è un libro meraviglioso, bellissimo, lo super raccomando a chi non l'ha ancora letto. Proverbi 28, verso la fine del capitolo, Proverbi 28, 27, il Signore ci scrive: chi dona al povero non sarà mai nel bisogno, ma colui che chiude gli occhi sarà coperto di maledizioni. È un versetto bello duro per cominciare, ma è proprio per entrare nell'idea corretta. Il Signore ci sta parlando con questo libro e ci sta invitando a vedere la sofferenza delle altre persone. Il nostro Dio non tollera che noi chiudiamo gli occhi e facciamo finta che questa sofferenza non ci sia. E questo sarà il tema di questa sera. Noi vogliamo pregare, vogliamo far sì che il Signore tocchi i nostri cuori, che il Signore ci parli e che noi possiamo uscire cambiati da questa stanza. E per cominciare vi invito ad alzarvi tutti quanti in piedi, perché vogliamo entrare in un'atmosfera di lode. La settimana è finita, ne sta cominciando un'altra e noi vogliamo ringraziare il Signore per quello che è stato e ringraziarlo per quello che sarà. Il tema è difficile, ma noi vogliamo ringraziare il Signore perché farà miracoli attraverso questa Chiesa, attraverso le nostre vite. Lodiamo insieme il nostro Dio e cantiamo insieme. Hallelujah.
voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, lì mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, lì mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono. Mi alzerò a te, un altare al Signore, perché nella tua parola fiducioso sarò. La tua gloria, Signore, mi hai rivelato. Ti invocherò, guidami all'eredità tua, Signore, e sempre ti renderò tutta la lode. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, lì mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, lì mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono. Mi alzerò a te, un altare al Signore, perché nella tua parola fiducioso sarò. La tua gloria, Signore, mi hai rivelato. Ti invocherò, guidami all'eredità tua, Signore, per sempre ti renderò tutta la lode. Per sempre ti renderò tutta la lode. Padre, ti ringraziamo Signore Gesù per essere riuniti qui, oh Padre. Aiutaci Signore Gesù sempre di più. Grazie per ogni persona che è qui, grazie per questo incontro, che tu puoi essere accanto a noi in ogni momento. Ti ringraziamo per tutto. In nome di Gesù, amen. Tu sei qui, muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando
adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita, adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, 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 questo sei Signore. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, 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 questo sei Signore. Questo è ciò che voglio, lodare te. Oh, tutto il mio cuore ti adorerò. Quello che
Signore, ti ringrazio per questo momento, Signore, che siamo qui dinanzi a te ad offrire tutto quello che siamo. Ti ringrazio per ogni occasione che tu ci dai di poter essere dinanzi al tuo trono e poter dare in sacrificio a te tutto quello che noi abbiamo, quello che noi siamo. Prestare culto a te in questo momento è un onore, Signore. Ti chiedo per la predica di adesso, Signore, che la tua parola possa entrare in ciascuno di noi, nei nostri cuori, Signore. Ti ringrazio nel tuo nome. Amen. Ok, buonasera a tutti, bene, qui riuniti, mi fa piacere vederci, potete accomodarvi naturalmente. Mi fa piacere rivederci qua dopo una settimana. Sabato è sempre un giorno molto, molto speciale, mi è sempre piaciuto il sabato, e adesso che lo posso condividere qua insieme a tutti voi mi fa sempre più piacere. Come detto da Emanuele prima, oggi continueremo con uno studio che viene da un libro, questo qua, che sto tenendo, ok? Contro cultura della fede di un mondo di povertà, immigrazione, persecuzione, eccetera, eccetera, eccetera. Mi piace molto la copertina di questo libro. E in particolare io vorrei iniziare con una storia, ok? Tratta dal secondo capitolo di questo libro, che vi lascio lì proiettato, ok? Questo è l'autore che sta parlando, è andato a fare un viaggio missionario in Asia, a visitare tanti villaggi, e ha voluto iniziare con questa storia, che dice così. Appena siamo entrati nel villaggio, un uomo uscì dalla sua casa. Indossava una camicia beige a brandelli e una giacca marrone strappata e piena di buchi che senza dubbio non serviva a tenerlo al caldo. I suoi capelli corvini, la barba grigia e la pelle ruvida color bronzo lo facevano sembrare molto più vecchio di quanto fosse. Il suo nome era Samir. Quando lo vidi per la prima volta, ciò che mi colpì maggiormente non fu nessuna di queste particolarità. Avvicinandomi a lui potei osservare meglio il suo viso. Non molto tempo prima, l'occhio destro di Samir si era infettato. Non potendo beneficiare di adeguate cure mediche, l'infezione era evidentemente peggiorata. Alla fine, l'occhio è caduto dalla sua cavità. Ora un lato destro del volto di Samir non rimaneva che un buco e l'infezione si stava diffondendo sempre più. La guancia di Samir cominciava a gonfiarsi, il suo udito peggiorava. Era evidente che qualunque malattia stesse causando questa infezione avrebbe presto messo fine alla sua vita. Poi l'autore continua spiegando come ha continuato, no? Con il suo lavoro, con il suo operato. Quindi è andato da questo uomo, Samir, e l'ha evangelizzato e gli ha portato la buona novella che è l'Evangelo. Le ha parlato che lui credeva in un Gesù che riusciva a guarire, di un Gesù che donava qualcosa ben oltre. In quel villaggio l'autore ha potuto vedere la povertà con la P maiuscola. In particolare con i suoi colleghi voleva costruire un ospedale lì vicino e non disponevano di abbastanza risorse per curare tutti. In un villaggio vicino c'era appena stata una epidemia di colera e 60 persone erano morte subito prima dell'arrivo di questo gruppo di missionari. 60. Più o meno qui adesso in questa stanza siamo 60. 60 persone che sono morte di colera. Per chi non lo sapesse, il colera è praticamente un'infezione dell'intestino, porta uno dei sintomi principali, diarrea. Stiamo parlando di 60 persone che sono morte nel 2022, mi sembra, a causa di un batterio che si può facilmente curare al giorno d'oggi con degli antibiotici. Nei villaggi là vicino, metà dei bambini con meno di 8 anni morivano. Quanti qua
hanno fratelli, hanno sorelle, non sono figli unici. Ok? Sulle manine? Bene, immaginate vostro fratello, vostra sorella, neanche 8 anni, morto, perché non aveva accesso a cure mediche che noi, grazie a Dio, qui in Italia, primo mondo, abbiamo a disposizione facilmente. In particolare uno dei versetti che viene citato molto molto spesso quando si tratta di evangelizzare qualcuno è un versetto che ha colpito molto sia l'autore e anche me, perché possiamo leggere in Luca 10 come un uomo, parlando con Gesù, rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. E il tuo prossimo come te stesso. In quel momento c'era Samir, no? Quell'uomo che rappresentava il prossimo dell'autore. L'autore si è chiesto: caspita, com'è che io lo posso amare come me stesso? Se io fossi al suo posto, se io avessi questo tipo di infezione, se io stessi vivendo questo tipo di povertà, cos'è che mi piacerebbe fosse fatto a me? Non c'è modo di negarlo. Noi siamo ricchi. So che è una parola che ogni tanto fa un po' fastidio, perché ricco, buon, per carità. Io non sono ricco, persino io quando stavo leggendo le parole di questo libro ho detto, buon, per carità, ricco magari sei tu, io non è che ho tutte queste disponibilità. Perché nella nostra cultura viene sempre presentato questo modello di ricchezza del più. Tu puoi sempre avere di più. Hai una macchina, puoi avere una macchina più grande. Hai una casa, puoi avere una casa più grande. Hai una barca, puoi avere una barca ancora più grande. Tu non sei ricco. Quelli che hanno lo yacht sono ricchi. Tu non sei ricco, tu sei, ma sì, nella media. Ma se ci guardiamo intorno in senso lato, guardando l'intero pianeta, ok? E principalmente guardiamo il passato, non tanto lontano, non sto parlando della preistoria, no, un passato recente, anche solo 50 anni fa, riconosciamo che noi, qui, oggi, siamo i più ricchi ad aver mai camminato sulla faccia della terra. I bonus che abbiamo noi, i vantaggi che abbiamo nel vivere dove stiamo vivendo oggi, è qualcosa che anche soltanto fino a 60 anni fa in questa zona era un miraggio. Che poi noi non siamo soltanto ricchi fisicamente, ok? Non voglio che si crei soltanto questa idea di ricchezza puramente materiale, ma anche e soprattutto, vorrei aggiungere, una ricchezza spirituale. Possiamo leggere in Efesini 2, in cui Paolo ci dice: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Un altro versetto che ho voluto riportare in 2 Corinzi: infatti voi conoscete la grazia del vostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Noi siamo ricchi, questo è il primo punto che voglio che rimanga bene impresso nella vostra testa. Noi siamo ricchi fisicamente e spiritualmente. Noi ci possiamo permettere una vita nella quale non ci dobbiamo preoccupare dell'indomani, della prossima settimana, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista spirituale. Noi abbiamo la certezza della vita eterna e abbiamo la certezza di una vita nel quale domani riuscirò a bere, riuscirò a mangiare, riuscirò ad andare a scuola, riuscirò ad andare al lavoro, ok? Noi siamo ricchi, ok? Sia chiaro che anch'io mi sto mettendo assolutamente in mezzo. E cos'è che dice la Bibbia riguardo a questa ricchezza? Com'è che noi dovremmo usare questa ricchezza? La risposta la troviamo in 1 Giovanni 3,17. In cui sta scritto: ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Versetto pesantissimo. L'amore di Dio essere in lui. Noi diamo per scontato l'amore di Dio, no? Noi diamo per scontato quello che noi riceviamo. Nella Bibbia spesso si parla di questo amore che noi riceviamo e che noi diamo, ma qui il versetto mette in luce qualcosa di crudele, possiamo addirittura definire. Come puoi dire che l'amore di Dio abita in te e che tu sei disposto a darlo ai tuoi amici, ai tuoi fratelli,
quando il tuo fratello nel bisogno, tu giri lo sguardo. Da questo versetto noi possiamo capire che quello del quale c'è bisogno è un'azione disinteressata, un'azione sacrificale, costosa, controculturale. Serve carità, serve pietà. Porto la vostra attenzione a una serie di versetti durissimi, tra cui anche il versetto col quale abbiamo aperto, che, come dire, offrono una verità scomoda, ma sempre verità. Possiamo vedere in Proverbi 2 versetti. Chi chiude l'orecchio al grido del povero griderà anch'egli e non gli sarà risposto. Chi dona al povero non sarà mai nel bisogno, ma colui che chiude gli occhi sarà coperto di maledizioni, vere e proprie promesse di maledizioni, ammonizioni sul fatto che non puoi chiudere gli occhi davanti alla povertà, non puoi chiudere gli occhi davanti al bisogno. Poi, prima Giovanni 3, 16 e 18, il contesto del versetto che abbiamo letto poco fa. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Belle parole, bello essere qua a parlarvi e tutto, ma la parola di Dio in primis ci dice: fratelli, fatti, basta le parole, basta le prediche, io voglio vedere fatti, non solo io come Dio che ci sta parlando attraverso questa lettera di Giovanni. I nostri fratelli vogliono vedere fatti, mettiamo mani, mettiamo opere. Alcune volte dico, principalmente agli adolescenti, provate a mettere dei soldi dietro a quello che state dicendo e improvvisamente tutti si zittiscono, tutti si chiudono. Ma è questo che ci dice la Bibbia. Non fermarti solo a parole, non fermarti solo a un qualcosa che non dà frutto. Infine, Giacomo è una lettera molto pesante perché mette a confronto fede e opere. In particolare dice: a che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede se non ha opere. È per se stessa morta. Di nuovo, un versetto che chiama all'azione. Ed è un concetto molto ripetuto nella parola di Dio. Chi non opera ha un problema nella fede. Non c'è nessuna via di mezzo. Persino Gesù in Matteo 7 dice: voi li riconoscerete in base ai loro frutti. Noi qua abbiamo bisogno di una fede controculturale, come stiamo vedendo nei nostri studi, ma principalmente una fede attiva, una fede che opera. In Matteo 25 possiamo dedurre che chi non aiuta i poveri non può considerarsi candidamente figlio di Dio. Chi non aiuta i poveri non può arrivare da qualcuno, poter gonfiarsi il petto e poter dire: io sono un figlio di Dio. No. Pesantissimo. Ed è in questo momento che, se io vi salutassi, se io dicessi: boh, qua finisce, passiamo al resto del nostro culto, potrebbe insediarsi nei vostri cuori un'idea, per quanto valida, molto molto pericolosa. Potrebbe insediarsi nel vostro cuore un'eresia. Potrebbe insediarsi nel vostro cuore l'idea che le opere salvano. Il che, voglio essere chiarissimo in questo, non è assolutamente vero, ok? Possiamo leggere in Efesini 2, riprendendo dai versetti subito dopo quelli che abbiamo letto, versetto famosissimo, l'8 e il 9. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene di voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Questo è un versetto fondamentale per un principio biblico per il quale Lutero ha dovuto lottare più di 500 anni fa. Il principio che noi siamo salvati solo per grazia, ok?
non in virtù di opere, non te la puoi comprare questa salvezza, non te la puoi guadagnare questa salvezza attraverso il sangue, attraverso il sudore, attraverso i soldi. No, assolutamente, tutto questo avviene solo grazie ed esclusivamente grazie a Dio, perché è un dono. Allora come facciamo a incastrare questa filosofia delle opere non necessarie per la salvezza e opere come un qualcosa di fondamentale nella vita del cristiano? Perché quello che noi dobbiamo capire è che la parola di Dio ci libera dal tentativo di guadagnare l'accettazione di Dio, ci libera dal tentativo di guadagnare la salvezza, ma questo non vuol dire che le opere non abbiano valore, l'abbiamo visto prima. Questo non vuol dire che le nostre opere valgano zero. Il Vangelo libera dalle opere e mi mette nelle condizioni di fare opere. Un po' confusi, vero? Lo capisco perfettamente perché la Bibbia utilizza opere in due significati ben distinti. Il primo è opere inteso come azioni fatte nella carne che hanno come scopo il guadagnare un favore divino, ok? Sacrifici, opere nella quale tu ti metti davanti a tutti per dire ehi guardatemi, io qua sto guadagnando il volere di Dio. Quelle sono opere umane e quelle sono opere che la Bibbia dissuade dal farci. Poi ci sono le opere intese come azioni alimentate dalla fede per dare gloria a Dio, come amare i bisognosi, come mostrare pietà verso i poveri, e queste sono le opere che la Bibbia ci invita più e più volte a fare, opere che nascono dalla fede, ok? Addirittura nei versetti di nuovo di Efesini 2, se noi continuiamo il versetto subito dopo, il 10, ci dice che noi siamo infatti opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Di nuovo Paolo nella lettera ai Galati ci dice: infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, ci siamo, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Se sei un seguace di Cristo, tu sei libero di poter riposare nelle sue opere e di operare per il bene, ok? Perché queste buone opere, di nuovo in Efesini, queste buone opere che vengono da Dio, ok? Queste buone opere che siamo chiamati a fare sono state create da Dio, ok? Sono state create in Cristo per noi. Queste opere sono messe a nostra disposizione per farle. Questa è la volontà di Dio, che noi prendiamo questa opportunità e che noi cominciamo ad operare nella fede, ok? Perché senza fede tutte queste opere sono vane, per mezzo dell'amore. È volontà di Dio manifestarsi al mondo. È volontà di Dio mostrare i suoi attributi. È volontà di Dio poter dare basi solide alla nostra fede. Qualche sabato fa abbiamo toccato su questo argomento. Dio non vuole semplicemente che tu ti fidi di qualcosa di nullo. No, Lui vuole darti esperienze, Lui vuole darti occasioni nel quale puoi esercitare la tua fede. Lui vuole darti testimonianza che poi tu potrai offrire al popolo. È volontà del Signore mostrare come Lui sia un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e in fedeltà. È volontà di Dio mostrarci come Lui può alzare il misero dalla polvere e innalzare il povero dal letame. Di nuovo, volontà di Dio che vuole rendere giustizia agli oppressi. È la sua volontà mostrare tutti questi attributi che noi leggiamo ancora e ancora nella Bibbia. Dio vuole mostrarci come Lui può dare cibo agli affamati, come può essere una fortezza per i poveri, un rifugio contro la tempesta. Versetti che, di nuovo, narrano di questo Dio grande e misericordioso, versetti che spesso noi trasformiamo anche in canzoni. E Dio vuole mostrare tutto questo. In primis, noi possiamo vedere tutto questo nella creazione. La creazione canta Dio. La creazione è prova sufficiente dell'esistenza di Dio.
ma Dio, nel suo infinito amore, nella sua infinita misericordia, lui ha voluto fare il passo successivo. Lui ha voluto manifestare tutto questo attraverso il Figlio, attraverso Cristo. Lo possiamo leggere in Luca, che non è nient'altro che una citazione a Isaia, quando Gesù, leggendo davanti alla sinagoga, dice: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per mettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore». Quando noi vediamo questo ritratto di Dio in Cristo Gesù, ci rendiamo conto che la cura dei poveri e dei bisognosi non è soltanto una prova della fede, non è soltanto un io ho fede nel Signore e lo faccio. No, è il naturale traboccare della fede in Lui, anzi il sovrannaturale traboccare della fede in Lui produce opere, le opere che abbiamo potuto vedere eloquentemente elogiate nelle lettere di Paolo, nella vita di Gesù, in quello che ci dice e in quello che noi possiamo leggere nella Bibbia. Davanti a tutto questo può venire naturale un desiderio. Non vogliamo forse, dopo aver visto come queste opere frutto della fede siano volontà di Dio, come siano manifestazione di Dio su questa terra attraverso di noi, non vogliamo forse essere partecipi di tutto questo? Non vogliamo forse manifestare Dio in mezzo ai nostri fratelli, in mezzo ai nostri amici, in mezzo ai nostri conoscenti, in mezzo ai nostri connazionali, in mezzo ad altri esseri umani? Noi non vogliamo prendere la gloria di Dio e farla vedere al mondo intero, prendere questo tesoro che abbiamo e di nuovo darlo ai bisognosi? Mi piace in particolare utilizzare sempre la parola bisognosi rispetto che poveri, perché trovo che nel bisogno accolga più persone. È un termine più omnicomprensivo, come dire, e si possono mettere dentro tante sfaccettature di quello che può essere il bisogno umano. Come abbiamo visto nella storia subito all'inizio, è un bisogno molto fisico. In quel momento, in particolare con quell'uomo, era un bisogno di medicine, era un bisogno di salvezza fisica, un bisogno di qualcosa che lo sviasse dalla morte. Questa storia purtroppo non finisce con quel lieto fine del ma dopo io e il mio gruppo di missionari siamo riusciti a trovare delle risorse e siamo riusciti a darle a quell'uomo. No, l'autore stesso dice: non ho idea di dove sia oggi, non ho idea se sia morto poco dopo, io so solo che quel giorno sono andato lì, gli ho presentato la salvezza eterna, lui l'ha accettata, gloria a Dio. Ed è vitale questa parola che ho più volte ripetuto. Vogliamo. In questo mondo afflitto noi non vogliamo riflettere la gloria di Dio? Perché vi dirò, noi non ci interessiamo dei bisognosi per un superficiale senso del dovere, ma a causa di una costrizione sovrannaturale del volere. Questa è una differenza che fa chilometri. Questa è la differenza principale fra le opere come io voglio fare questo in modo che Dio mi veda meglio, oppure il io voglio fare questo perché ho trabocco di fede nel Signore. Io voglio fare questo perché voglio che Dio si manifesti su questa terra, fra i miei amici, fra i popoli, fra le nazioni. Questo volere. Ed è interessante perché mentre stavo leggendo queste cose, un cuore abbastanza pesante, perché io in primis riconosco quanto abbia peccato in quest'area della vita, mi sono ricordato del ministero infantile. Il ministero infantile, il ministero dei bambini, avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Se oggi sono qui e sono chi sono,
grandissima parte è grazie al ministero infantile. Per carità, un ministero che mi starà sempre a cuore, non ci parteciperò, mi raccomando, se qua c'è qualche responsabile, mi dispiace, non sono stato chiamato per questo, però è interessante perché nel ministero infantile c'è questa canzoncina, no? Che la cantano sempre nel momento dell'offerta. Qui tra di voi vedo tantissimi che hanno già partecipato al ministero infantile, ok? E se mi potete aiutare un attimino a ricordare il testo, sono sempre scarso dei testi, ok? Il Signor Gesù, pane della vita e la luce, cammino suona ogni ora è per il Signore. Ok, di nuovo l'ultima parte. Ed ecco, questa è la parte sulla quale mi voglio concentrare. Sì, con tutto il cuore. Qui stiamo parlando di un'offerta disinteressata, qui stiamo parlando di carità nel vero senso della parola, ok? Perché a leggere le statistiche, come ad esempio è stato citato prima, caspita, quasi 2 milioni di famiglie in Italia, esclusivamente in Italia, nella povertà. 2 milioni, non è 1000, non è 10.000, è 1000 volte 1000 e il doppio. Caspita, sono davvero tante persone. Di queste ci sono centinaia di migliaia che sono giovani, che sono adolescenti. In particolare i numeri dell'Istat si fermano solamente ai 18 anni. Però immaginiamo quante di quelle persone sono persone che magari non hanno neanche mai sentito parlare di Cristo. Ed è questo il senso di colpa davanti alle statistiche, davanti alle testimonianze, come abbiamo letto prima, però non può produrre un'obbedienza sostenibile. È sempre un qualcosa che ci dà fastidio? Sì. Ci fa pena? Sì. Ma è passeggero. È qualcosa che prende, magari comporta un'azione il giorno dopo, il momento dopo, ma è qualcosa che non continua, è qualcosa che è impossibile da tirare avanti. Ed è solo quando questi modesti sensi di colpa vengono assorbiti da quello che è il Vangelo, da quello che è il messaggio del Vangelo, l'elevato senso del Vangelo, allora lì sì, lì ci sarà una vera e reale attenzione ai poveri. Lì ci sarà davvero un cambiamento che porterà opere come abbiamo potuto vedere, che non sono necessarie alla salvezza, ma sono una conseguenza della salvezza. Opere che non portano a creare una specie di monetina di scambio con il Signore. Signore, io ho donato ai poveri lunedì, martedì, mercoledì, perciò io voglio che questo si trasformi in benedizioni venerdì. No, assolutamente. Ed è un qualcosa che, come dire, spesso ci possiamo cadere, soprattutto come giovani e adolescenti, perché alla fine siamo in un culto di giovani e adolescenti. Naturalmente non mi aspetto che qua qualcuno di voi tiri subito la banconota da 500 euro per dire «Oh sì, io voglio aiutare subito i bisognosi». No, assolutamente. Probabilmente quella banconota da 500 euro sarà nel portafoglio dei vostri genitori. Chi sono io per dirlo? Però ci sono tanti modi per poter aiutare. E qui mi piace tanto non usare la parola poveri, ma la parola bisognosi. Noi possiamo dare a livello di tempo, possiamo dare a livello di servizio, noi possiamo dare in tanti modi. Quanti di noi qui vivono in quella che ormai è diventata un'epidemia di solitudine, un'epidemia di persone che non ti danno ascolto? Ora immaginate in un momento come questo poter arrivare e poter porgere orecchio a una persona. Ah, ma Sam, ma tu non capisci, quello lì davvero quando comincia a parlare non la finisce più e sempre deve raccontare della sua vita, sempre mi deve raccontare dei suoi problemi. Questa può essere un'occasione per prendere, sacrificare il tuo tempo e ascoltare e aiutare e sottometterti sotto il ministero della Chiesa,
Ne abbiamo tanti. Abbiamo per l'appunto quello infantile. Da qualche sabato stiamo facendo l'annuncio. Le persone del Ministero Audio, del Ministero Informatico, del Ministero della Proiezione, sono tutti ministeri che, come dire, danno la base per i nostri culti, come potete vedere qua tutta l'apparecchiatura, e per la quale mancano persone. Ed è chiaro che di nuovo questo non può nascere da un senso di colpa. Il senso di colpa dura cosa? Al massimo un mese? Addirittura alcuni addirittura usciranno da qui fra 5 minuti e si dimenticheranno quello che hanno vissuto, l'emozione che hanno ricevuto, quello stomaco che si chiude davanti alla consapevolezza, caspita, non ci avevo mai pensato, ma io sono quello fortunato, io sono quello che ha, io sono quello che non sta dando ai bisognosi. Sono quello che un giorno Gesù arriverà davanti a me e dirà: non ti conosco, tu non mi hai dato quando avevo bisogno. E qualcuno di noi può arrivare: ma come? Ma Signore, ma per carità, non sono cieco, però credo che riconoscerei se Gesù Cristo in persona mi stesse chiedendo un favore, se mi stesse chiedendo una qualche risorsa che io ho a disposizione. In quel momento Gesù potrà puntare il dito e poter dire: a tutti quei fratelli a cui tu non hai mai dato, a tutti quei fratelli a cui tu non hai mai offerto il tuo tempo, le tue risorse, io ero lì. Sono principi durissimi e questa trasformazione fra il riconosco che nella mia vita c'è qualche sbaglio, voglio cambiare, e vivere la vita nel modo cristiano è un qualcosa di complicato, e lo riconosco, perché per raggiungere quel punto, quell'obiettivo nella quale noi vogliamo ubbidire a Cristo, è un percorso difficile, un percorso irto di difficoltà. Quel sottile equilibrio fra il voglio perché mi sento in colpa o voglio perché voglio, o voglio perché è un desiderio che nasce dal profondo. E vi dirò, spesso questa trasformazione non succede con una folgorazione improvvisa, non succede con un messaggio che vi può cambiare. Molto, molto spesso è un qualcosa di molto più lungo. Molto più spesso è, come dire, base, è fondamento della crescita nella vita cristiana iniziare con l'ubbidienza. Un'ubbidienza che, sì, possiamo anche definirla carnale, un'ubbidienza che vive, come dire, in assenza di questo desiderio della quale sto parlando, di questa fede che trabocca, di questa volontà di manifestare la gloria di Dio nella vita dei fratelli, nella vita degli sconosciuti. Tuttavia, c'è la buona notizia, che è sempre come fondamento della vita cristiana, principalmente da chi qui è vecchio nella fede, che mentre pratichiamo l'ubbidienza, come seguaci di Cristo Gesù, noi impariamo piano piano a sottometterci sotto cosa? Sotto la bontà delle sue vie. Questo tipo di ubbidienza è un'ubbidienza che in particolare mi piace davvero, davvero tanto poter sentire, poter ascoltare la testimonianza di qualcuno che mi arriva e che mi dice: sì, mi hanno detto di fare X, non so perché, non so per quali motivi, non so come possa essere saltato in testa alla persona responsabile, però io l'ho fatto. Poi, per carità, naturalmente mi auguro sia un'ubbidienza non fatta di controvoglia, non fatta coi pugni serrati, sguardo a terra, fumando praticamente per fare quella cosa che ti hanno chiesto. Ma se tu qui oggi riconosci che nella tua vita c'è, come dire, questa mancanza, se tu oggi riconosci nella tua vita che sei una bellissima fontana agli occhi del Signore, dalla quale però non esce acqua, puoi cominciare con l'ubbidienza, un'ubbidienza sottomessa a Gesù, un'ubbidienza sottomessa alle sue vie,
un'ubbidienza che riconosce, ok, Gesù sa cos'è meglio per me. Se Lui ha detto che è meglio far così, io farò così. E riconosco che quello di stasera è un messaggio duro, è un messaggio pesante ed è un messaggio che in particolare va a toccare a qualcosa che ci piace molto, che è il fatto di sentirci meno dei ricchi, sentirci meno di quell'altro fratello. Magari dentro il vostro cuore c'è addirittura qualcuno che sta pensando, ah no, questo messaggio non era per me, è perfetto per quell'individuo che io so se ha appena comprato la macchina nuova, che io so ha appena mobiliato casa, che io so che ha appena smesso di pagare il mutuo. Rivolgendomi a, invece, quella fetta della popolazione che ascolta questo messaggio e che ha cominciato a sentire chiudersi un po' la bocca dello stomaco, che ha cominciato a pensare a quelle volte nella quale poteva donare, ma ha chiuso la mano, che ha pensato a come nella propria vita non si possano contare tutte le volte che ha chiuso gli occhi davanti a un bisognoso. Io a queste persone voglio portare una buona notizia. Io a queste persone voglio ricordare che secondo lo stesso Vangelo per il quale adesso si sentono accusati, secondo lo stesso Vangelo per il quale si sentono meno, loro possono liberarsi da queste catene. Una delle cose più brutte, a parte il peccato nella vita di un cristiano, è subito la conseguenza psicologica. Sentirsi oppresso, sentirsi giudicato, andare sì in chiesa, ma magari guardare per terra. Neanche avere il coraggio di salutare un fratello, perché, ah no, io sono nel peccato, io sono lui. Però va sempre ricordato che lo stesso libro dal quale oggi, stasera, altre situazioni nella vostra vita state prendendo quei durissimi giudizi contro voi stessi, è lo stesso libro che dice, alzati figlio mio. È lo stesso libro che dice, ok, ora sei libero. Lascia il tuo te del passato. Lascia. Dio perdona anche il tuo peccato. Di nuovo, principalmente a quelli più vecchi nella fede, quando ci concentriamo così tanto ad evangelizzare, ci concentriamo così tanto a presentare questo Vangelo di perdono, di grazia, questo perdono in cui la fede ti può salvare, ci dimentichiamo che lo stesso discorso vale anche per noi. Perciò se oggi riconosci tutto questo, tranquillo, Dio perdona, Dio accoglie il cuore affranto, Dio perdona anche il tuo peccato e per l'opera dello Spirito ti permetterà di intraprendere un nuovo cammino di amore sacrificale. Dio è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della tua vita. E in questi studi mi piace molto pensare, se vi posso lasciare quest'ultimo pezzettino fra questa, come dire, fra questa spezzatura fra il volere e il dovere, è che spesso la Bibbia, la Chiesa, ci presenta Dio come padre, no? Come questo padre amorevole. A te dovrebbe piacere andare da tuo padre. Dovresti farlo con gioia, dovresti farlo con piacere, dovresti farlo a cuore aperto. Wow, che bello! Non vedo i miei fratelli da una settimana, dai andiamo. Wow, che bello! Non vivo la comunione fraterna con i miei fratelli da più di una settimana, dai, vai, andiamo, carichi. Arrivo addirittura 10 minuti prima del culto per avere la possibilità di parlare, per avere la possibilità di prendere un caffettino al bar. E sì, ed è assolutamente un bellissimo metodo con il quale vedere la Bibbia e diciamo che Dio vuole che sia visto così. Però vorrei ricordare che Dio non è solo padre nella parola di Dio, ma viene anche rappresentato nella figura del medico. Ora non so voi, io quando vado dal medico non è mai perché ho voglia,
ma è quando ne ho bisogno. Perciò oggi, se vedi tutto questo, vedi i bisogni dei tuoi fratelli e pensi, caspita, davvero la Bibbia dice che se chiudo gli occhi io sarò maledetto? Davvero la Bibbia dice che se chiudo gli occhi non posso neanche considerarmi figlio di Dio? Benvenuto, sei in ottima compagnia, questo è un posto di cura, questo è un posto d'amore. Perciò vorrei chiedervi adesso di chiudere i vostri occhi, di entrare in questo spirito di preghiera, perché tutto questo genere di informazioni, tutto questo genere di insegnamenti hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di un'occasione per sedimentarsi. E questo è il momento giusto, è il momento nel quale tu puoi aprire il tuo cuore a Cristo, è il momento col quale tu puoi rispondere a quello che hai appena ricevuto. Perciò di nuovo entriamo in uno spirito di preghiera, chiudete i vostri occhi, abbassate le vostre teste e in tutto questo non c'è nulla di mistico, nulla di particolare, questo è semplicemente qualcosa che potete anche fare naturalmente nel vostro tempo libero senza di me. Ma prendiamoci questo momento per davvero riflettere, pregare, parlare con il nostro Signore. Ti ringraziamo, Padre, per la nostra vita. Ti ringraziamo per tutte queste cose che fino ad oggi abbiamo dato per scontate e ti vogliamo ringraziare per avere questa enorme possibilità che è quella di poter accudire chi non è fortunato come noi. Ti voglio ringraziare, Padre, per la vita dei miei fratelli, per il messaggio che abbiamo potuto ricevere stasera, il nostro culto giovani, la nostra comunità. E ti vorrei ringraziare, Padre, per i nostri ministeri, per il nostro ministero sociale che prende a cuore queste necessità di bisognosi e le soddisfa. Ti prego, Padre, di benedire le nostre vite, di farci vedere come quello che abbiamo può essere trasformato, può essere ingigantito, può essere utilizzato, Padre, nelle tue mani per la vita di chi ci circonda. Ti prego, Padre, di aiutarci durante la nostra vita quotidiana, di poter vedere queste necessità con occhi aperti, di non chiudere le nostre orecchie a questo e di poter accettare questa sfida che stasera tu ci stai lanciando. Padre, con il cuore spezzato che noi vogliamo prostrarci davanti a te e chiedere perdono per tutte quelle volte che abbiamo chiuso i nostri occhi, che abbiamo tappato le nostre orecchie. Padre, ti prego, perdonaci, utilizza la tua infinita grazia per poterci vedere e per poterci perdonare, Padre. Supplico di aiutarci tutti noi nella nostra vita, nel nostro cammino cristiano, di obbedienza a te e di sottomissione a te. Tutto questo noi non lo vogliamo fare per guadagnarci il tuo benvolere, non lo vogliamo fare perché siamo convinti di meritare qualcosa, ma vogliamo che tutto questo sia manifestazione sovrannaturale della fede che trabocca in noi. E tutto questo noi ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi adesso per il nostro momento di decime offerte e che possiamo fare con tutto il nostro cuore, come ci è stato insegnato stasera. E cantiamo insieme.
voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, lì mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono innalzerò a te un altare, oh Signore, perché nella tua parola fiducioso sarò. La tua gloria, Signore, mi hai rivelato. Ti invocherò, guidami all'eredità, tuo Signore, per sempre ti renderò tutta la lode. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, lì mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, lì mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono. Innalzerò a te un altare, oh Signore, perché nella tua parola fiducioso sarò. La tua gloria, Signore, mi hai rivelato. Ti invocherò, guidami all'eredità, oh Signore, per sempre ti renderò tutta la lode. Per sempre ti renderò tutta la lode. Signore nostro Padre, ti ringraziamo, Signore, per questo giorno, grazie per ogni persona che è qui. Padre, aiutaci sempre di più, Signore, aiutaci a avere un cuore più grande, avere un amore più immenso per te, oh Padre. Ti ringraziamo per ogni cosa, benedici la nostra vita, nel nome di Gesù, amen. Prova, ok, sarò telegrafico che gli annunci sono tanti. Stasera qua c'è l'incontro delle coppie e se vedete tante coppie è per questo, quindi dovremo sloggiare piuttosto rapidamente, quindi super rapidi. È scaduto il tempo per iscriversi al Winter Camp. Panico, terrore. Però c'è ancora qualche posticino residuo. Se siete fortunati, veloci e scattanti, mi raccomando, iscrivetevi, rimangono pochi posti. Gabriel alza la mano, quest'uomo è a chi rivolgersi per le iscrizioni, fatelo tempestivamente. Tra 2 settimane c'è il Winter Party, Yuhu! Una festa a tema Natale, sarà divertente, sarà bella, sarà un'occasione per Christmas Party, scusate, errori di battitura. Christmas Party, sabato 16, ore 19, vestiti in stile natalizio, più orrendo è il vostro maglione, meglio è. Mi raccomando, proprio una cosa pacchiana, natalizia.
vestiti belli, vestiti natalizi, venite numerosi, invitate amici, parenti, parenti degli amici e amici dei parenti. Dopodiché, qualche giorno prima c'è l'incontro di preghiera. È un incontro di preghiera che facciamo una volta al mese, aperto a bambini, giovani, adolescenti, adulti, aperto a tutta la Chiesa. La preghiera per un mondo che soffre. Abbiamo parlato di povertà. La povertà è una sofferenza e ce ne sono tante altre. Ci sono tante situazioni difficili e noi sappiamo che la preghiera smuove il cuore di Dio. Quindi mi raccomando, venite numerosi. Sarebbe l'ultimo giovedì del mese, visto che l'ultimo giovedì del mese ci sono un po' di impegni tra Natale e Capodanno, annessi e connessi. Si farà tra 2 settimane, mi segno il 21 a memoria, giovedì 21 sarà fatto, quindi mi raccomando, partecipate numerosi. Dopodiché c'è anche un ministero sociale, come ha menzionato Samuel, perché parlare dei poveri, parlare ai poveri è tutto molto prezioso, ma alle volte conta i fatti, conta mangiare, conta vestirsi, e abbiamo un ministero che si occupa di questo, raccogliamo beni di prima necessità, e quindi se ci guardiamo attorno nelle nostre case noi ci accorgiamo di avere tanto. Penso che nessuno qua dentro abbia una dispensa vuota, casa mia non è vuota, quindi qualcosa da dare c'è sempre. Per maggiori informazioni, torniamo all'altro per favore. Per maggiori informazioni leggete la fila di persone là sotto, Maggie, Giada, Gaetano, che ho perso, Isabella. Chiedete a loro che cosa potete portare, cosa è necessario. Se non conoscete quelle persone, chiedete in giro, vi condurranno. Prossima slide. Come anche sempre ha detto Samuel, questa è una chiesa con tante necessità, tante cose luminose, complicate, che non sappiamo come funzionano. Questa chiesa ha tanti ministeri. Ci sono tanti posti, tante persone che devono operare, che devono fare perché il culto vada al meglio. Quindi tutto l'apparato audio, video là dietro con microfoni, casse, cavi, cose difficili di comprensione per me, ha bisogno di operai. È un settore che ha bisogno di persone che stiano al mixer, che diano una mano, con tutte queste cose qua. Serve aiuto anche in proiezioni, qualunque ministero, dai bambini all'accoglienza, il ministero sociale, da fare ce n'è tantissimo. Se vi annoiate in chiesa, battete un colpo a qualcuno, a un pastore, a un responsabile, dicendo voglio fare qualcosa. Serve, è super necessario. Ora, noi giovanotti ci dividiamo in piccoli gruppi, credo che le coppie abbiano in questo momento l'incontro, giusto? A quest'ora, mi fanno cenni di sì. Quindi noi ci dileguiamo veloci come la luce. Buon incontro alle coppie. Chi ci ha seguito da casa, Dio vi benedica. Buona serata, ciao a tutti.